Saliva sulle frecce di Trenitalia come un normale pendolare, utilizzando spesso la tratta fra Venezia e Milano oppure quella fra il capoluogo Veneto e Roma. E a volte pagava anche il biglietto. Invece di accumulare punti e chilometri, però, il pendolare accumulava un bel bottino dei bagagli degli altri viaggiatori, arraffando le borse che questi ultimi lasciavano nei vestiboli e nelle cappelliere. Ma le sue azioni non sono sfuggite alla Polfer di Padova, che è riuscita ad arrestarlo dopo l'ennesimo furto ferroviario. Si tratta di un campano di 35 anni trasferitosi da tempo nel Padovano e già noto alle forze dell'ordine per reati come rapina, furto e truffa, messi a segno nel nord-est. La cattura è avvenuta pochi giorni fa proprio a Padova, dove ha fatto tappa il Frecciarossa diretto a Roma, sul quale viaggiava una turista coreana. La giovane orientale aveva lasciato la sua valigia troppo grande da portare nello scompartimento nel vestibolo della carrozza e sul bagaglio aveva subito messo gli occhi il ladro seriale. Giunta a Padova, la turista si è accorta che il suo valigione non c'era più e ha immediatamente chiamato la polizia. Dalla descrizione della refurtiva gli agenti hanno capito che avevano appena incrociato il ladro fuori dalla stazione e il 35enne è stato fermato di lì a poco. La valigia è stata restituita alla coreana e il ladro è stato oggetto di una condanna a 14 mesi di reclusione. Gli sono stati attribuiti infatti altri furti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza delle stazioni.